La mia vita è finita con quella di vostro figlio, non odiatemi, non ho potuto impedire la tragedia. La lettera del 39enne operaio ai genitori del 13enne travolto e lasciato morire in strada. L'uomo ribadisce: non mi sono accorto. I funerali del ragazzo il 12 agosto. All'uscita dal supermercato a Salgareda sorprende alcuni giovani mentre gli rubano lo scooter, li rincorre e li affronta, ma viene aggredito e picchiato. 55 anni in ospedale, caccia ai responsabili. Fa discutere nella Marca la provocazione del presidente dell'associazione Furti in Corso, che appende il cartello fuori casa citando l'articolo del codice penale che consente l'arresto ai privati cittadini. In arrivo la temuta nuova ondata di maltempo in Veneto. Dalle prossime ore fino a sabato mattina possibile il ritorno di violenti temporali, grandinate e raffiche di vento. Incatenata agli alberi, blitz ambientalista a Padova lungo il cantiere dove sono in corso gli abbattimenti previsti per realizzare la nuova linea del tram. Arrivato dalla Nigeria in barcone nel 2016, è riuscito a coronare il suo sogno di formare una famiglia e diventare musicista. Il racconto di Davide: ho visto morire troppa gente, i viaggi della speranza si trasformano in un inferno. A Treviso le 94 candeline di Giancarlo Gentilini, tra nostalgia per la Lega Nord e comprensione per l'apertura a diritti e immigrazione dell'attuale sindaco Conte. L'importante, dice, è non vendersi per la carriera. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano la tragedia di Negrar. Saranno celebrati il 12 agosto nella chiesa proprio di Negrar i funerali del 13enne Chris Abom, travolto e ucciso dal pirata della strada, denunciato ma non arrestato. E mentre infuria la polemica, il 39enne operaio scrive un messaggio ai genitori del ragazzo. La mia vita è finita nell'istante in cui è finita quella di vostro figlio. Quello che mi rimane da vivere, merito di viverlo nel tormento e nel dolore per quello che è successo. Non chiedo perdono, vi supplico di non odiarmi e di credere che non ho potuto impedire questa tragedia. Vi auguro di trovare la pace che io non avrò mai. Le parole del 39enne che ha travolto e ucciso Chris Abom a Negrar, lasciandolo in fin di vita e andandosene quando il ragazzino avrebbe potuto essere salvato. Destinatari della lettera, affidata al suo avvocato, sono i genitori del ragazzino, sconvolti come tutta la comunità. Preferirei essere morto io al suo posto, dice il 39enne, che continua a ribadire di non essersi accorto di quanto era accaduto. È molto provato evidentemente dalla situazione, sotto shock, incredulo anche per quello che è successo, perché non si era reso assolutamente conto in quel momento di quello che stava accadendo. La sua versione è sempre quella, dice: ho sentito un gran botto, pensavo di aver ruttato qualcosa che poteva essere sulla strada, una segnaletica stradale o qualcos'altro, si è fermato, è sceso dalla macchina, era buio, ha guardato il tratto di strada dove è successa la cosa, non ha visto nulla ed è ripartito pensando appunto che ovviamente non si è neanche lontanamente immaginato di quello che poteva essere successo, quindi se no l'avrebbe subito soccorso. Il fatto è che il ragazzo purtroppo è caduto nella scarpata, in mezzo all'erba, e quindi non ho potuto vederlo. Pensavo di aver sbattuto contro un cartello stradale, continua, perché poco lontano ce n'è uno tutto accartocciato. Le telecamere lo hanno immortalato quando il giorno dopo, danni alla carrozzeria evidenti, si recava al lavoro tranquillamente. Denunciato e non arrestato perché, come ha spiegato in queste ore di roventi polemiche il sostituto procuratore di Verona Bruno Bruni, l'automobilista non si poteva arrestare, non c'era flagranza di reato. Se si fosse proceduto all'arresto sarebbe stato illegale. Al massimo si poteva valutare il fermo di polizia giudiziaria, ma al 99% anche questo non sarebbe stato convalidato. I carabinieri, ha aggiunto, hanno valutato che non vi fosse pericolo di fuga. Certo, si era allontanato dal luogo dell'incidente, ma era tornato a casa, non era scappato. Adesso, conclude Bruni, vaglieremo tutti gli elementi e valuteremo se vi sia la necessità di eventuali misure cautelari. Ritengo che a questo punto non sarebbe neanche necessaria, perché non c'è il pericolo di fuga, non c'è il pericolo di reiterazione, visto che non ha la patente, la macchina è sequestrata, è una persona assolutamente normale, quindi diciamo che non è il pirata della strada, così come può essere definito, insomma. L'uomo in passato era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Errore di gioventù, racconta, avevo 20 anni. Intanto, nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia sul corpo del 13enne. Il parroco di Negrar ha già concordato con la famiglia la data del funerale, che sarà celebrato sabato 12 agosto nella chiesa del comune della Valpolicella. Con la cronaca ci spostiamo in provincia di Treviso, a Salgareda, dove un 55enne è stato aggredito da dei giovani che stavano tentando di portargli via il motorino.
Era andato a fare la spesa in un supermercato di Via Veneto a Vigonovo, frazione del comune di Salgareda. In sella al suo scooter l'uomo, un 55enne del paese, era stato raggiunto dalla moglie in auto. Una volta uscito dal negozio, però, la scioccante sorpresa. Una banda di ragazzi gli stava rubando il motorino. Salito a bordo dell'auto della moglie, l'uomo li ha raggiunti in un parco poco distante, dove i ragazzi erano riusciti a trascinare la due ruote. Senza esitare ha affrontato i ragazzi, ma il diverbio è presto sfociato in un'aggressione vera e propria nei confronti del 55enne. Colpito a diverse parti del corpo, sono dovuti intervenire i soccorsi del SUEM 118, che hanno portato l'uomo all'ospedale di Treviso, mentre i giovani facevano perdere le loro tracce. Non sappiamo ancora neanche chi sono i ragazzi, perché non sappiamo se sono ragazzi, innanzitutto se sono minorenni o maggiorenni. Non sappiamo neanche da dove provengono. Cosa importante è che la persona stia bene. La persona che conosco abita in centro a Salgareda, so chi è. E soprattutto che ne veniamo a capo di chi sono, insomma. Indagini in corso dunque per accertare l'identità dei ragazzi scappati prima di essere colti in flagrante nei vigneti oltre la recinzione che delimita il parco. Secondo le prime ricostruzioni pare fossero in 3 ad aver commesso il tentativo di furto. Un fatto, fa sapere il sindaco, che in un paese tranquillo come Salgareda non era mai accaduto. Uno scasso, un'aggressione a un anziano che si trovava da solo in casa, queste sono cose pericolose. Qui c'è stata non so se neanche se è stato un tentativo di furto o una bravata, vogliamo capire adesso dalle deposizioni di quello che è successo. Allora, se è stata una bravata, io spero che i genitori almeno provvedano loro a quello che... Se li troviamo, perché non sappiamo, e vadano condannati assolutamente. Una provocazione ma anche un invito ai cittadini a fare altrettanto, quella di Christian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, che fuori dalla sua abitazione ha appeso un cartello, un avvertimento rivolto ai ladri. Nessuna intenzione di sostituirsi alle forze dell'ordine, chiarisce Demma, ma bisogna iniziare a tutelarsi. Furti in Corso con il suo presidente Christian Demma fa un passo ulteriore nella lotta a questi reati, con l'esposizione all'esterno della sua abitazione di un cartello che richiama l'articolo 383 del Codice Penale, forse sconosciuto ai più. Ogni privato di cittadino può arrestare una persona se la stessa commette un reato perseguibile d'ufficio, quindi in flagranza di reato, che può essere una flagranza impropria, una flagranza di quasi flagranza, cioè ci sono queste virgole. Allora, questo è un articolo molto complesso a livello giuridico. Nel momento in cui io invoco questo articolo, io posso, tra virgolette, trattenere la persona nel minor tempo possibile affinché non arrivino le forze di polizia, e quando chiamerò il 112, numero unico di sicurezza, devo anche specificare a loro che sono diventato un pubblico ufficiale in base a questo articolo. Demma sottolinea più volte la complessità dell'articolo, invitando dunque i cittadini ad informarsi per capire quale sia l'ambito nel quale muoversi nel caso si intenda applicarlo. Questo è un sunto, e sono già 6 pagine per un sunto di tutto ciò. Perché? Perché nel momento in cui io invoco l'articolo 383 del Codice Procedurale Penale, divento in quel momento un pubblico ufficiale, quindi con tutti gli oneri e onori della situazione, quindi devo stare attento a qualsiasi cosa mi muovo. Demma promette che questo non sarà l'unico cartello appeso all'esterno della sua casa. Io tappezzo tutto intorno in maniera che da qualsiasi parte entrino sanno che se poi altri vogliono informazioni possono informarsi col Codice di Procedura Penale, però anche tramite giuristi, o noi come associazione siamo disposti anche a dare un aiuto per capirlo. Furti in Corso organizzerà degli incontri online e metterà a disposizione delle brochure per conoscere meglio l'articolo 383, ma questa è l'estate più difficile degli ultimi anni sul fronte dei colpi in case e attività commerciali, e i cittadini sono stanchi, spiega ancora Demma, consapevole che questo suo gesto accenderà un dibattito non solo nell'opinione pubblica. Una provocazione o un invito ai cittadini a fare altrettanto? No, è inizialmente una provocazione, ma io invito anche i cittadini, sempre sapendo bene a cosa vanno incontro, se poi effettueranno questa situazione, di tempestare tutti i cancelli e le cancellate di questa cosa, in maniera che anche questi delinquenti sanno che iniziamo a essere preparati anche noi. Si aspetta qualche chiamata importante? Penso proprio di sì. Sono pronto, nel senso che me lo aspettavo e volevo anche un po' questo, perché in maniera che poi la gente capisca che la giustizia che viene chiesta è vera e bisogna anche attuarla. Io mi auguro che anche il ministro Nordio potrebbe anche chiamarmi avendo il mio numero.
Primi forti temporali nella Marca trevigiana, nella zona di Pieve di Soligo, Farra di Soligo, qualche allagamento, alcuni alberi caduti, dei pannelli fotovoltaici volati via a causa del forte vento, e il Servizio Meteo Regionale del Veneto segnala fino alla mattinata di sabato 5 agosto fasi di instabilità intervallate da pause con rovesci temporali più diffusi tra il pomeriggio di venerdì e le prime ore di sabato. Saranno probabili specie nella seconda parte di venerdì, ma non esclusi anche in queste ore, e in effetti già si registrano i primi temporali, fenomeni intensi con forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate. Sulla base delle previsioni meteo previste, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale comunica che per criticità idrogeologica per temporali è stata dichiarata la fase operativa di attenzione, ovvero la fase gialla, fino alle 12 di sabato 5 agosto su tutto il territorio regionale. Blitz ambientalista questa mattina a Padova lungo il cantiere dove sono in corso gli abbattimenti di alberi previsti per la realizzazione della nuova linea del tram. Si definisce una cittadina preoccupata per i cambiamenti climatici, per questo si è incatenata uno degli alberi della passeggiata Bianchini tra via Sografi e via Facciolati, che da ieri sono in fase di abbattimento per creare lo spazio necessario per far passare le rotaie della nuova linea del tram volta a Barozzo Stazione. Ha 25 anni, preferisce farsi riprendere di spalle, non vuole dire il suo nome, ma vive a Padova. Sono anni che i cittadini padovani esprimono dissenso contro questo progetto, eppure il Comune ha comunque deciso di andare per la sua strada e di ignorare tutte le proposte, le alternative e il dissenso. E credo che sia molto importante preservare gli alberi antichi, perché ci vuole davvero molto tempo perché un albero del genere possa ricrescere, e dobbiamo pure considerare che stiamo di fronte a una crisi climatica e che il clima che c'è ora non è lo stesso che c'era 50 anni fa, durante le ondate di calore che ci sono a Padova in estate, che sono sempre più frequenti e sempre più forti. Avere degli alberi che abbassano la temperatura, che rendono più vivibile l'area urbana è davvero fondamentale ormai. È arrivata alle 5 del mattino e si è incatenata, rimanendo lì per qualche ora e facendo ritardare l'avvio dei lavori. Poi alla fine, quando gli operai, arrivati con le motoseghe, hanno iniziato a tagliare altri alberi, si è decisa a desistere, ma chiede che i padovani si mobilitino per salvare gli alberi. Sono qui anche per dire che, per mostrare ai cittadini che ci sono anche dei modi più efficaci di protestare, non è solo lamentarsi a parole, ma io da sola oggi ho bloccato un cantiere per un po' di ore. Pensate se fossimo state più persone o magari in 100 che cosa avrebbe potuto portare. Quindi quello che voglio mostrare è che ogni azione può avere un effetto anche potente. Quando le chiediamo cosa ne pensa della nuova linea del tram e del fatto che potrebbe togliere del traffico dalla città, ecco la sua riflessione. Io non sono d'accordo sul fatto che toglierà molte auto, perché comunque le persone che prendono i mezzi ora continueranno a prendere i mezzi, saranno più avvantaggiate magari dal tram o da un altro sistema alternativo che si potrebbe pensare, ma chi prende la macchina continuerà a prendere la macchina, quindi non è così che si risolve il problema del traffico, anche perché il costo dei mezzi pubblici è sempre più alto. Il racconto di un turista vicentino che era in vacanza a Rodi ed è scappato dalle fiamme della scorsa settimana che avanzavano verso la struttura in cui era ospitato insieme ad un gruppo di Vicenza. Scappati all'improvviso, racconta, in costume e ciabatte, vedevamo il fumo avanzare. Hanno visto il cielo coprirsi di una nube di fumo, le fiamme che consumavano la vegetazione avanzando, gli occhi che iniziavano a bruciare, l'odore acre. Da una delle spiagge di Rodi hanno iniziato ad avvertire che il fuoco si stava avvicinando alla struttura dove alloggiavano. Una famiglia vicentina che, come tanti turisti, racconta la disavventura vissuta. Il fumo saliva sempre di più da altre località della zona. Abbiamo cominciato a preoccuparci perché vedevamo le persone che correvano, chi con bagagli e chi proprio in costume, al che abbiamo deciso di andare in reception e chiedere informazioni.
E inizialmente ci è stato detto che la situazione era sotto controllo, ma in contemporanea ci arrivavano i messaggi di alert nei telefonini. Ignari che di lì a poco la situazione sarebbe degenerata e si sarebbe scatenato il fuggi-fuggi, poi l'allerta arrivata sui telefonini ha dato solo conferma a quanto già era in atto. Allora chi armato di valigia, chi solo con infradito costume, i turisti hanno iniziato a riversarsi in strada in attesa di qualche comunicazione e di lì è iniziato il calvario tra autobus, traghetti e nuove destinazioni che hanno portato il gruppo di vicentini sani e salvi a casa. Noi inizialmente, come tanti altri, ci hanno portati in una spiaggia, siamo rimasti lì fino a sera quando sono cominciate le operazioni di trasbordo di donne e bambini verso dei traghetti che erano stati posizionati fuori dall'area. Però sono cominciate le situazioni di panico perché c'era chi spingeva, c'era chi voleva salire anticipando i bambini e le donne stesse. Noi abbiamo preferito tornare sulla strada principale e in quel momento sono arrivati degli autobus che ci hanno portato a circa 20 km a sud. Le strade erano bloccate, non c'era elettricità, quindi c'era una situazione un po' critica, per dire critica. C'erano moltissime valigie abbandonate nella spiaggia, quindi c'era anche il problema di inciampare e quindi c'era una confusione che è quella che normalmente genera anche incidenti di questa importanza. David è un giovane nigeriano arrivato in Italia con il barcone per inseguire il sogno di diventare un cantante. Ho visto morire molte persone durante la traversata, racconta, ho visto tante violenze e tante ingiustizie. È il sorriso di David a raccontare la sua felicità, quella di essere sopravvissuto ad un viaggio in un inferno di morte e violenze. In questa canzone racconta quei giorni terribili. Il mio viaggio è molto difficile. Voglio dire che delle persone non fa questo viaggio perché è molto terribile, molto brutta. Anche questa pelle di noi si tratta come animale. Ha visto gente cadere dalle auto, passando nel deserto, donne costrette a prostituirsi, persone picchiate e imprigionate. Lui nel 2016 è arrivato in Italia ed ha conosciuto Nadia. Astri nella notte, voce per me. Girl, you are my superhero. Girl, you are my superhero. L'ho conosciuto in un workshop di teatro della mia regista, del gruppo Ailuros, che fa del teatro immersivo, di sensibilizzazione, e quindi è stato un avvicinarsi nel profondo subito. Quando Nadia ha saputo il viaggio drammatico vissuto da David, oggi 29enne, ci dice: ho pensato come facesse a sorridere ancora, come facesse a stare in piedi e a lasciare andare quello che aveva visto sostanzialmente, che aveva vissuto proprio sulla sua pelle. Io non lo so, a me veniva da piangere ogni volta che mi raccontava un frammentino, una piccola briciola di storia, di verità. Nadia e David hanno avuto una figlia di pochi mesi. Gli occhi di David, quando parla di lei, si illuminano. Mi piace lei prima con il mio cuore, anche voglio che lei ballano, anche il secondo, quello che lei riesce a fare con il suo cuore e anche il suo talento ci sono dentro di lei. A lei non mancherà nulla, ci raccontano, nata da un amore inatteso e improvviso. I loro occhi si incrociano e sorridano. A Nadia, David dedica queste poche ma bellissime parole. Voglio stare con lei tutto il rest of my life, no? Beh, lui mi ha dedicato la canzone, la seconda canzone che è uscita, terza, sì, You're my superhero, sono io, no, superhero, dico, ma grazie. È riuscito a coronare il suo sogno, una piccola goccia di speranza in mezzo ad un mare di disperazione. Emergenza migranti, nuovi arrivi e il rischio Tendopoli, spaventano i sindaci del Vicentino. Emergenza migranti che potrebbe portare sul territorio regionale fino a 1000 profughi a settimana. Il rischio Tendopoli in ogni provincia spaventa anche il sindaco Possamai, che rilancia sul modello di accoglienza diffusa. Il rischio Tendopoli, il rischio di hub nelle città è reale. Noi abbiamo sempre detto che è la misura peggiore che ci possa essere. Concentrare centinaia di persone, centinaia di richiedenti asilo, tutti nello stesso luogo, in condizioni spesso non degne, sarebbe inaccettabile. Per cui insieme a Mario Conti, insieme a tanti sindaci di colori,
politici diversi, con storie politiche diverse, stiamo chiedendo un altro modello, cioè la distribuzione, l'accoglienza diffusa, perché è l'unico modo che c'è per reggere a questa ondata. Uno sforzo che viene richiesto a tutti i sindaci del territorio che fanno però i conti con emergenza abitativa, sfratti e mancanza di alloggi. Vicenza oggi è arrivata al 3 per 1000, quindi la sua quota è interamente adempiuta, lo sa bene il prefetto. Noi abbiamo detto che chiaramente siamo disponibili a fare la nostra parte, al momento l'abbiamo fatta interamente. Intanto da qualche settimana continuano gli incontri convocati in prefettura con i vari sindaci del Vicentino per sondare le disponibilità di alloggi da destinare all'accoglienza profughi, tra cui Marano, che fa parte di un progetto sovracomunale, la tenda di Abramo, in cui sono coinvolti 21 comuni dell'Alto Vicentino. E con questi comuni diciamo chiaramente alla prefettura che noi ci siamo, anche con la logica del 3 per 1000, quindi 3 persone da accogliere ogni 1000 abitanti, ma questa disponibilità c'è alla luce del fatto che noi vogliamo fare la nostra parte, ma in una logica in cui tutti fanno la loro parte, comuni e istituzioni comprese. Noi vogliamo in sostanza poter gestire i fenomeni, non subirli. Sovizio intanto ospita i 3 migranti recapitati al comune qualche settimana fa, alloggiati temporaneamente in un appartamento messo a disposizione di un privato, e mette in chiaro l'impossibilità materiale a nuove accoglienze. Certamente preoccupa la problematica di un maggiore afflusso. Noi più di questo e di quello che potremmo andare a fare, cioè fino a 6 migranti, non potremmo ospitare perché altro posto non abbiamo. Voltiamo pagina, andiamo a Treviso per le 94 candeline dello sceriffo Giancarlo Gentilini. Sono 94 anni che non sento, perché l'amore dei miei cittadini mi sorregge e mi dice: signor Sindaco, non molli. L'immancabile brindisi nel suo quartier generale, i 2 Mori, davanti a Cassugana. Il 3 agosto per Treviso è innanzitutto il compleanno dell'ex sindaco Giancarlo Gentilini, sceriffo di nome e di fatto, vista la stella puntata alla giacca. Lo festeggiano i suoi fedelissimi, gli amici di sempre e naturalmente il primo cittadino. L'unico difetto è quel numeretto sulla carta d'identità, ma che adesso, guardandolo, lo modificheremo, togliamo almeno 30 anni, perché non è possibile che il nostro sceriffo oggi compia 94 anni. Diritti delle famiglie omogenitoriali, accoglienza diffusa dei migranti. Conte non starà virando un po' troppo verso la sinistra? Ci sono momenti in cui bisogna cambiare un po', basta non vendersi. Io non tollero chi si vende per fare carriera. Se c'è necessità di un accordo va bene, ma non vendersi mai. E di sicuro mai alla sinistra, tuona Gentilini. La sinistra mi hanno massacrato, ma ho sempre vinto. No, non è vero. Ho sempre vinto, ma non mi ha mai massacrato. No, ma Manildo che ha vinto io. Sì, una volta. Ma è stato un errore storico. Questa io la volevo. Se non fosse stata inquinata dalla sinistra, mi andava molto bene dentro nella mia lista. Racconta di avere nostalgia della vecchia Lega, la Lega Nord, lo sceriffo, anche quando abbraccia il coordinatore cittadino di Forza Italia, Giorgio Granello. Questo è stato uno di quelli che hanno portato avanti il credo della vera Lega. Da chi passa per caso a chi lo conosce da sempre, gli auguri più affettuosi. Caro Giancarlo Gentilini, cittadino trevigiano numero 1, tanti auguri, auguri di cuore dal tuo Sandro. Gentilini è ormai una figura che non è storica, è attuale, riesce a essere ancora attuale dopo questo tempo. Grazie Gentilini di esserci e di esistere. Lo conosco da 30 anni, è sempre lui inossidabile e ha sempre voglia di dare per la nostra città. Grande Giancarlo. A Lisbona, giovani arrivati da ogni parte del mondo stanno vivendo le giornate mondiali della gioventù con Papa Francesco. Y les encomiendo a la Virgen de Fátima. Vi affido alla Vergine di Fatima, alla custodia dell'Angelo del Portogallo e alla protezione dei suoi grandi santi, specialmente qui a Lisbona, a Sant'Antonio, apostolo instancabile che se lo sono rubati a Padova. Predicador.
Respira la frizzante energia dei giovani giunti da ogni parte del mondo in Portogallo per incontrarlo, Papa Francesco, che chiude i vespri nel monastero Dos Geronimos con questa battuta su Sant'Antonio rubato dai padovani. Una battuta accolta con il sorriso dai frati della Basilica che custodiscono da 8 secoli le spoglie mortali e la devozione verso il santo. Noi siamo stati contenti di sentire questa battuta scherzosa di Papa Francesco, anche perché ha richiamato il santo, Sant'Antonio, come uno dei grandi amici a cui si può ricorrere nella nostra preghiera. Ecco, poi è chiaro che sono stati gli scherzi della provvidenza a portare Sant'Antonio a trascorrere l'ultimo periodo della sua vita e a morire proprio qui a Padova, sebbene poi, come sappiamo bene, è il santo di tutto il mondo. Questo ci permette anche di approfittare per invitare Papa Francesco a trovare Sant'Antonio, di venire qui. Sappiamo che Sant'Antonio ascolta le preghiere di tantissime persone, figuriamoci se non accoglie e non ascolta quelle del Santo Padre. A Padova lo aspettano a braccia aperte i frati, pronti ad accogliere questo Papa venuto dall'altra parte del mondo, che per la prima volta ha scelto il nome di Francesco, fondatore dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. A Lisbona, tra i 65.000 giovani italiani, anche 175 accompagnati dai frati francescani, trepidanti nell'attesa dell'incontro con il pontefice che nel nome di Sant'Antonio così li ha già benedetti. Che Sant'Antonio interceda per voi e vi raggiunga la gioia di una nuova pesca miracolosa e poi mi racconterete. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Un ultimo aggiornamento relativo alla notizia che vi abbiamo dato in apertura sulla morte del 13enne a Negrar, investito e lasciato sull'asfalto. Ebbene, è stato posto agli arresti domiciliari su ordine di custodia cautelare emesso dal GIP di Verona il 39enne accusato di aver investito senza poi prestare soccorso il 13enne Chris Bom la notte del 31 luglio. L'emissione della misura cautelare, vagliati gli atti depositati dai carabinieri, è stata chiesta dal PM Elvira Vitulli che coordina le indagini. L'automobilista era rimasto indagato in stato di libertà con le accuse di omicidio stradale, fuga in caso di incidente e omissione di soccorso. Con questo aggiornamento termina questa edizione del nostro telegiornale. Previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo, previsioni per venerdì 4 agosto. Sul Veneto dal mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti, mentre a partire dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto. Attese nel tardo pomeriggio precipitazioni anche di carattere temporalesco sui rilievi verso sera in pianura. Temperature in lieve diminuzione con minime comprese tra i 16 e i 21 gradi, massime dai 25 ai 31 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza nuvoloso e durante tutto il corso della giornata più riprese saranno probabili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrà essere forte associato a piogge anche intense. Sulla costa soffierà scirocco moderato. Temperature minime intorno ai 22 gradi, massime tra i 25 e i 27 gradi. Sul Trentino Alto Adige cielo molto nuvoloso con la possibilità di precipitazioni a tratti diffuse anche a carattere temporalesco, temperature massime in netto calo. Temperature minime intorno ai 23 gradi, massime sui 31-32 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.